è terminata con il risultato di 5-2 e quindi finisce l'avventura in Coppa del Palermo Futsal Club. Siamo qui con il mister Gentile, chiediamo subito un giudizio a caldo. Innanzitutto un saluto a tutti, giudizio a caldo, che cosa ti devo dire? Anche se abbiamo perso sono fiero dei ragazzi, perché quando li vedo uscire sudatissimi, stanchi, lividi, botte, vuol dire che hanno dato tutto. Siccome nello sport c'è la vittoria, il pareggio, la sconfitta, oggi ci è toccato la sconfitta, poteva essere qualsiasi altro risultato secondo me, però sicuramente non posso criticare i ragazzi, su questo sono sicuro. Forse ai punti meritavate maggiormente voi, queste le 3 occasioni stampate sulla traversa, le parate sempre di Toni Costanzo, anche oggi MVP della partita, c'è un po' di rammarico. Allora, ai punti non si vincono le partite si vincono con un gol in più rispetto all'avversario. Onore al merito al Pioppo che ha fatto un gol, almeno un gol in più rispetto a noi. Poi le traverse, i pali, cioè quelli servono semplicemente per consolarci, per dire che abbiamo fatto comunque il massimo di quello che potevamo fare. Adesso la stagione non è ancora finita perché l'avventura in Coppa non ci sarà più, adesso soltanto il campionato, testa agli eventuali playoff. Come sarà la settimana tipo del Palermo Futsal Club in attesa del Bonifato Alcamo e poi eventualmente della finale playoff? Guarda, noi siamo abbastanza tranquilli per questa finale che ci andremo a giocare. La stiamo preparando normalmente, senza inventare nulla, è la solita routine. Martedì, giovedì allenamento e sabato partita, semplice.